La colonna viene intercettata e nello scontro fuoco che deriva vengono colpiti 4 terroristi. Aiuto! Uno di questi, apparentemente ancora attivo, viene prontamente neutralizzato dai militari del GIS. Suo amico è vivo! La polizia di Stato, ravvisata dalla presenza dell'esplosivo, invia una squadra motociclista con isolamento dell'area allo scopo di evitare che i cittadini e gli altri possano essere esplosivi più accidentali. Gli agenti motociclisti al raggiungere l'auto della polizia di rapporto l'ufficiale che ha segnalato il loro alla ricerca e all'individuazione degli stessi, nonché squadre di esperti artificiali per la messa in sicurezza e la eventualmente. Però si teme che all'interno delle auto ci sia dell'esplosivo, quindi viene ora con l'unità cinofila perquisite le auto alla ricerca di eventuale esplosivo ed eventualmente saranno chiamati gli artificiali per disinnescare. L'unità cinofile e anche esplosive sono addestrate con un percorso formativo esclusivamente per la ricerca di esplosivi, armi e sedati. Il conduttore deve avere la massima fiducia del cane e viceversa. I cani usati per questo tipo di ricerca sono il Labrador, perché sono particolarmente dotati di stupefacenti, armi ed esplosivi, sono mansueti e particolarmente veloci. Si è messo in una posizione seduta, quindi probabilmente ha provato qualcosa all'interno dell'auto, è stato premiato con del cibo e farà brillare il cortile. A questo punto si fa uso del robot per prelevare l'ordigno all'interno dell'auto e poi lo si farà. Questa scatola dall'auto, portarla in una zona di sicurezza e farla brillare. Ovviamente la navigera indossa una tuta particolare che lo protegge da eventuali scopi come il stato sospetto all'interno dell'auto. E solo dopo l'area potrà essere. Le ambulanze entrano nell'area e il team se un altro coinvolto, il primo di coscienza, quindi il codice rosso
lascia Aiuta! medicalizzata di volontari per la cura del servizio consiglio. Ma se Quest'ultimo presenta una ferita alla gamba destra con probabile lesione ossea, quindi il uomo cesaro. In sicurezza il medico della SUEM 118 si avvicina nella zona di intervento del team leader, valuta il primo percorso paroteo che risulta assente, pertanto modifica il codice nero con decesso addominale e risulta incosciente, dandogli un codice rosso. Valutata la pressione e il ripetimento di due grosse vene periferiche dove si pongono i liquidi attraverso spreme sacche perché la pressione il soccorso per servo come informatore, il medico valuta la sua conoscenza per che il paziente si lamenta e respira. Ricordiamo fatto anche il secondo ferito con il tempo a bordo come SUEM 118. Ecco il gruppo dei carabinieri della scientifica che con l'idonea attrezzatura faranno dei prelievi della scena del crimine, scatteranno delle fotografie per poi allegare tutto alle indagini del caso. Scena dove il conflitto a fuoco e dove il recupero dei feriti si cercano naturalmente i consoli della sparatoria, di recuperare tutto il materiale, di recuperare la sala, dopodiché si potrà rendere accessibile la zona ancora preservata per individuali pericoli.